Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Ho la maglietta che questo spacca, Sì, spacca, no? Per la una farò buona del marietto. €1 al mercato, Sì, sì. Come andiamo? per un Tutto po' mi bene? pagavano ancora comprare, ma che vabbè. Esatto, continuare, nemmeno la stoffa, praticamente. Allora, tutto Buonasera. bene a tutti? Come andiamo? Sai cosa penso? Che vado a linkare su tutti i social, che posso fare spam un pochettino. Va bene, per dire- apprestati. Allora, carissimi, Dimmi del nostro buonasera. storybook che è in Sì, lavorazione. sì. Allora, intanto faccio i saluti di casa, anche se il marietto si è allontanato un attimo, per quelli che ci raggiungono adesso, torna presto, va a linkare anche in giro su Facebook perché ci trovino anche i nostri affezionati amici. Siamo di nuovo all'inizio di una settimana, dunque ricomincia anche la serie di incontri con le dirette. Stasera appunto rispondiamo con le sibille, ma ci sarà anche il marietto che risponderà con il pendolino e il circuito del sì e del no. Dunque vi invito a porre le vostre domande in modo molto preciso. Mi raccomando, ricordatevi di indicare anche il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete di controllare magari come va il vostro rapporto con la persona amata, ricordatevi di mettere appunto anche il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, detto questo, prima di cominciare con i saluti e a rispondere alle vostre domande, anche perché stiamo attendendo che ritorni il marietto, vi ricordo che di recente abbiamo concluso il lavoro di Radionica Magica, che è l'ebook che contiene appunto una serie di circuiti personalizzati. In che senso personalizzati? Nel senso che i circuiti sono gli stessi, fanno parte di questo ebook e lavorano appunto con la simbologia della scuola ermetica, dei Rosa Croce e anche di altri simboli molto importanti che vengono comunque tutti spiegati e dunque appunto in che modo operano su ciascuno di noi, ma personalizzati nella misura in cui ogni circuito contiene nascosta la stringa che corrisponde appunto alla rata radionica, vale a dire quell'unico numero che appartiene esclusivamente alla persona e che ne diventa il testimone. Inoltre appunto il nome e il cognome sempre nascosti all'interno del circuito. L'unico circuito non personalizzato è il Sole Nero, perché non lavora sulle persone, sulle frequenze delle persone, ma quello evidentemente potrete stamparlo proprio a difesa del vostro, come dire, territorio sacro. Detto questo, questo ebook appunto ormai è concluso ed è in vendita, dunque chiunque ne fosse interessato e chiunque fosse interessato al percorso magico della scuola ermetica e dunque dell'esoterismo occidentale, non esiti a contattarci. L'ebook ha un costo di €50. Vi ripeto che comunque parte già personalizzato, dunque non sarà necessario attivarlo, nemmeno stamparlo se per questo, tranne in un paio di occasioni dove ci sono indicazioni per scopi operativi. Detto questo, vi preannuncio anche che sta per uscire, e contiamo di farlo uscire a breve, l'ebook Abbondanza e Radionica. Dunque, Abbondanza. lui si è allenato. Io devo fare bella figura per l'ebook, no? Deve Allora, portare avanti la bandiera dell'abbondanza e dunque. volevo un compagno di peso e l'ho preso letteralmente Io di peso. ti ho preso, tu mi hai preso in parola e io volevo un uomo di peso. Di peso. Va bene. Bene, allora scherzi a Ma parte. quante belle domande, quanta gente che Hai visto quante belle persone questa sera? Allora cominciamo a salutare, però mi hai stoppato con la tua sacra abbondanza mentre stavo per no, dire perché sto guadagnando spazio sul globo. Aspetta, allora
faccio un po' più in qua. Allora, stavo dicendo appunto dell'ebook che stiamo per ultimare, che parla appunto di abbondanza. Anche questo verrà personalizzato per ciascuno degli acquirenti. Costa solo 75 euro. Effettivamente andrà a lavorare in tante direzioni per abbattere ostacoli legati all'abbondanza, per costruire. Abbiamo clienti che hanno acceso un mutuo per poterlo comprare. Addirittura, non partiamo tanto bene se si devono mettere in difficoltà. No, vabbè, scherzi a parte. Accendere un mutuo è lo sport. Scherzi a parte, se volete, è un bel regalo che vi potete fare, ma noi abbiamo molte altre soluzioni, altri aiuti, sostegni che potete trovare nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Dunque andate a visitare il nostro sito, c'è la sezione shop dove troverete i nostri servizi, ma c'è anche tutta la sezione dei PDF gratuiti che veramente abbiamo donato a piene mani negli anni. Dunque, andiamo avanti? Andiamo avanti. Ciao Cristina, ciao Marisa, ciao Tiziana, ciao Cinzia, ciao Italia, ciao Barbara. Tiziana è un'altra Tiziana. È la nostra Tiziana. Sì. Ciao Chiara, ciao Eloisa, Speedy che è la nostra Anna Laura, ciao Antonio, ciao Selli, buonasera Ermanno, Tiziana l'abbiamo già salutata, buonasera Duilia, Cinzia l'abbiamo salutata, altra Cinzia, ciao, sì. Libellula che si chiama Barbara, Cristina, buonasera Cristina, Ines, che bel nome Ines, mi è sempre piaciuto, Eva, ciao cara, abbiamo la nostra Eva. Buonasera Giuseppina, Marina, ciao Marina, buonasera a tutti. Bene, allora noi siamo pronti, chiunque ci saluterà. Siamo caldissimi stasera. Quindi siamo caldissimi, io sento caldissimo. Bene. Vedete lo show? No! No. Cos'era? La maglietta? Oddio, era troppo anche per me. Anche se io l'ho già vista, però la maglietta già vista. Era uno shock. No. Scherzo. Allora, scattava l'antivirus? Secondo me sì, YouTube ci simulava. Allora andiamo avanti. Vi siete salvati, ragazzi. Allora andiamo subito su alla prima domanda. Barbara è la prima in ordine cronologico. Benissimo. Vorrei sapere se io, Barbara, 4 dicembre 82, avrò ancora una possibilità di vedere Roberto 14 novembre. Anche l'anno. Va bene, dai. Vediamo, dai, va. Ci agganciamo a Barbara. Ci agganciamo alla Barbara, speriamo bene. Speriamo, però se magari ci scrivi, Barbara, la data di Roberto, è più attendibile la risposta. L'anno quantomeno, perché 78, grazie Barbara. Brava Barbara. Ok, un attimo allora. Più precisa la domanda e più attendibile la risposta. Benissimo. Allora, Barbara, 4 dicembre 82, Roberto, 14 novembre 78. Se ci sarà la possibilità di rivederlo. Esatto. Ho mangiato leggero, 2 cacchi. Sono i ceci? No, sono 2 cacchi. Cacchimele? Cacchimela, sì. Non ne vuole proprio sapere il pendolino. No, va sempre lì. Vabbè, vediamo te. Vediamo un po'. Barbara e Roberto. Vediamo se c'è. Cosa dice il pendolino? Cosa dicono le sibille? Il pendolino il pendolino ha già parlato. Un po'. Costanza e bambino non è un brutto taglio. Anzi, è un bel taglio. Wow. Allora, qua c'è un raffreddamento di quelli colossali. Niente, guarda, sono uscite tutte quelle brutte. Tutto quello che poteva uscire. E tutte una dietro l'altra. No, straordinario. Barbara, mettiamoci d'accordo. Domani la fai alle 10 mattina, io le tolgo quelle brutte, così c'è qualcosa di buono. Sono tutte qua, quelle brutte, Barbara. Allora, ascolta. No. Anche la nemica. No, l'esito parla solo di roba fugace e leggera. Se anche tu riuscissi a vederlo, cosa che mi sembra un'impresa tipo Mission Impossible, dovresti essere Tom Cruise per riuscire in questo compito. No. Guarda qui poi. Allora, proviamo a commentarle così. Sì, dai. Già un incontro è andato malissimo, o comunque è saltato, non è riuscito. Poi... C'è già un fidanzamento, qualche altra cosa
in corso, questo nella linea del passato, è un'attesa positiva, ma un'attesa. Al presente c'è un'altra persona di mezzo, qualcosa che sta concludendosi con un ragazzo dai capelli scuri, un gran raffreddamento, diciamo che non mi sembra propositivo, mi sembra anzi qualcosa che stia andando storta. E siamo solo nel presente, poi il futuro. Nel futuro, anche se sogni, c'è già confusione e in ogni caso non starai bene. Tutta questa confusione ti porterà a chiuderti o magari a soffrire. Vedi che c'è falsità, nemico, prigione, non è... Ci mancano solo le invasioni degli alieni e poi... E guarda, anche se tu ti darai tanto da fare e riuscirai a raccogliere qualcosa, vedi che c'è qualcosa di calcolato e vedi, rischi solo di fare qualche cosa, vedi, una roba leggera, non è per te, non è lui. Non è lui. Lascia perdere, ci sarà altro. Comunque, non per fare pubblicità, ma non per fare pubblicità, ma sai che ho fatto una pillola in questi giorni con un piccolo rituale gratuito da fare, possono fare tutti? Io non dico niente. No, non lo stai dicendo. Stai pensandolo? Però è un pensiero forte, quasi ad alta voce. Andiamo avanti. Comunque amici del mio canale, vi invito comunque ad andare a vedere anche il canale YouTube. Domani mattina alle 10 per quelle che hanno avuto una risposta negativa, io ero da positiva. Ah, bravo! Spero che però tu dica quello che vedi correttamente. Tolgo le brutte. Selli. Buonasera, vorrei sapere se ci sarà un chiarimento perché abbiamo litigato. Federica, 28 settembre 90 e Alessia, 25 settembre 94. Vediamo se c'è questo chiarimento tra Alessia e Federica. Sì, un chiarimento c'è. Sì, poi l'esito che avrà questo chiarimento vedremo. Allora, Sibille, ditemi tra Federica e Alessia se ci sarà un chiarimento dopo il litigio e come andrà. E di sicuro c'è stata qualche interferenza, però c'è la riunione, dunque è possibile effettivamente. Allora, sì, il chiarimento c'è. Nell'esito, vedi, nell'esito c'è appunto una risposta positiva, anzi c'è una solidità di rapporto e sicuramente chiarirete bene, in modo più che positivo. Il messaggero appunto è comunque favorevole, apportatore di buone cose, soprattutto perché accompagna delle carte positive. Ma detto già l'esito, vediamo velocemente qua la storia. Dunque è possibile, io non lo so, qua mi sembrerebbe un incontro di lavoro, un colloquio, oppure comunque qualcosa, cioè un incontro che è avvenuto con una persona, probabilmente questo, nonostante con tutta la buona volontà di incontrare questa persona o di conferire con questa persona, ci deve essere stato un qualcosa, perché vedi c'è la carta del vedovo, dunque dei rimpianti, oppure il rimpianto di aver parlato con questa persona. Comunque nel passato progetti e intenzioni di natura positiva. C'è un pensiero veramente affettuoso e leale tra voi. Allora, cosa succede qua? Secondo me, in qualche modo c'entra la presenza di un'altra persona, probabilmente potrebbe essere un'altra amica, diciamo così, no? Che può aver interferito in un momento di leggerezza, può aver detto qualcosa che ha fatto piangere, o comunque è stata una brutta notizia che ha generato appunto questa incomprensione. Qualche gelosia. Esatto, diciamo che al presente ancora sussiste questa situazione, deve essere stata recentissima e in ogni caso si protrae ancora
il senso di lotta e di raffreddamento. Attenzione però, perché sembra che comunque, forse anche con l'aiuto di qualcuno che cercherà di mettere una buona parola, questo allontanamento comunque risulterà, cambierà prospettiva, diventerà di natura positiva. Vedo comunque con un gran signore, qualcuno che aiuterà in un certo senso, magari a rimettere pace, pezza, esatto, magari farà ragionare, oppure dirà la sua in qualche modo. Comunque direi che anche l'esito, abbiamo già detto, è positivo. È positivo. Andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima. Quindi pendolino anche questa volta. Allora, Tiziana, volevo sapere se avrò una storia sentimentale. No, allora, ha almeno il nome, Forza Tiziana, ci segui da tempo, dovresti sapere che noi vogliamo, non il cognome di sicuro, ma almeno il nome. O le impronte digitali. Allora, andiamo avanti. Cinzia, posso chiederti se io, Cinzia, tra il dicembre 72 in futuro avrò un compagno di vita? Certo che puoi chiedermelo. Certo, perché noi possiamo anche rispondere. Sì, io poi vedo con le sibille, siccome indagano l'arco di tempo del prossimo periodo, vediamo se arriva. Cinzia del 72, vediamo se avrà un compagno di vita. Sembrerebbe di sì, Sì, diciamo non subito, dovrei portare non un po' di subito, pazienza. dovrei portare un po' di pazienza, però diciamo che alla fine qualcosa di buono esce. Vediamo cosa dicono le sibille per il prossimo periodo. Ma sì, non è mica così facile. Ma... No, non è facile, perché tu puoi aspettare me. No, io non ho dato 50 anni, perché ancora neanche io. Però tu hai sveccato nei 50 anni. Andiamo avanti. Non ti era legge di morale. Ma no, sono ancora giovane. Però è chiaro che c'è da attendere. Guarda però, ci sarà secondo me un'occasione in cui sarà un'amica a presentarti qualcuno di interessante. Attenzione, vediamo un po'. Qualche blocchetto. Ma sai, mi sa che qualcuno in passato l'ha tenuta bloccata là in una situazione senza prospettive. Allora, guarda, sei rimasta bloccata probabilmente in passato con una situazione nascosta, segreta, forse con un uomo più grande, magari separato, però neanche del tutto. Probabilmente, perché questa storia segreta, allora perché? In ogni caso, pensi di aver incontrato l'uomo della tua vita in passato? No, non è così. Non è così. Era una persona valida a suo modo, ma sì, aveva delle qualità importanti. Allora, vedi, tu in fondo stai sognando, vedi la carta della gran consolazione, quest'uomo che sogna glorie e onori, dunque tu stai sognando l'amore vero. L'amore vero, però. Al momento non c'è granché, anche se ci sono molti contendenti, molte cose, però non sembra niente con uno sbocco. Probabilmente devi anche cambiare tu l'ordine di idee all'interno delle quali cerchi la persona per te. Però devo dirti che comincerà un inciucio, un qualcosina di solido, solido aspetta, però di sicuro un inciucio, qualcosa di interessante per scritto. Sì. Dunque questi chat, questi siti di incontri, una cosa del genere. Una chat qualche protetta. Mi raccomando, siccome ne sentiamo tante, non mandare foto strane. Adesso di là degli scherzi, non diciamo così. Foto strane perché abbiamo tanto lavoro non avete idee. Dunque, mi raccomando, non cedete alla tentazione di foto divertenti, perché poi le piangete. Comunque, in ogni caso, guarda che più avanti può scoccare qualcosa, ma non sarà ancora perché c'è la carta della falsità. Forse le racconta un po' grosse. Potrebbe esserci qualche allisciamento, tanto per, ma non. Però guarda che in futuro ti riserva l'incontro con un uomo molto in gamba, però lontano. O che è lontano proprio fisicamente, oppure un uomo
non è del posto, puro stando però lì. di qualità. Sì, e c'è di nuovo l'amica, guarda, vedi che glielo presenta qualcuno. Sì. Allora sì, diciamo di sì, non subito. Non subito. E il prossimo sarà un blagueur, no? Sì, prendila così, sul ridere, non ci fare affidamento, anche se sarà qualcosa magari di simpatico, ma niente di... Allora, io domani mattina alle 10 sono più positivo. Abbiamo un'altra Cinzia. Tu la finisci? No, sto scherzando. Non ti vergogni da ospite? Dici queste cose. Spammo. Andiamo avanti. Allora, un'altra Cinzia. 7 dicembre 77. Volevo chiederti se con Nicola 22 maggio 74 finirà. Ok, Nicola, vediamo col pendolino, vediamo se finisce fra Cinzia e Nicola. Sembra di no. Magari superano la crisi. Magari superano. Speriamo, vediamo un po'. Sembra di no, sembra che non finisca. Sembra che ci sia una ripresina. Allora, Cinzia, vediamo cosa dicono le sibille in base ai prossimi eventi, alle prossime cose che devono accadere. Fra Cinzia e Nicola, grazie sibille. Diciamo che c'è qualcosa, state pensando come ognuno nascondere qualcosina, o come successi la strategia, un pochettino. Insomma, dai. Però... il pensiero ci cerca. Allora, guarda, a vederla così, però... ti preannuncio già che effettivamente anche l'esito del Sibille parla di un comeback, la riunione, dunque un buon esito, un ritorno, una ripartenza, diciamo qualcosa di positivo, vedi? È come se mercante, messaggero, conversazione, riunione, come se alla fine troverete un modo per rilanciare la coppia, ne parlerete, sicuramente riuscirete in qualche modo a decidere di ripartire. Questo è l'esito, dunque già te l'ho voluto dire perché immagino l'ansia vedendo questa così in primo piano. Sì, no. Allora, partiamo dall'inizio. Qui c'è un po' un insieme di cose, perché sembrerebbe che ci sia una persona che cominci un corteggiamento, ci sia anche confusione e un terzo incomodo. Dunque, o ciascuno di voi due ha vissuto confusione a causa di distrazioni, perché può anche succedere in rapporti... distrazioni che per la serie arriva una persona più fresca, più giovane, magari neanche più giovane, proprio più fresca, dunque una novità. Che magari... Un'estate, inverno, modello cielo di roba. Secondo me non hai capito il punto. No, nel senso che quando una coppia sta insieme da tanto tempo, in fondo mangiano sempre lo stesso menù. Allora ogni tanto passa una nuova portata del menù e uno la guarda. No, ho capito, un cuoco nuovo. Vabbè, un nuovo cuoco, qualcuno si è cucinati. Diciamo che potrebbe esserci un po'... Menu entry, via. Ma no, ma sai, niente di che, perché non è che si veda un concretizzare qualcosa, però è in confusione portato da qualcuno, no? Che si inserisce, magari arriva una persona di belle aspettative, no? Uno che sembra un gran signore, che parte in quarta con un corteggiamento e poi vedi che crea solo confusione. In realtà non c'è nulla. Infatti, guarda, bambino, allegria, malinconia e matrice. Dunque diciamo che secondo me, anche se pensi era possibile che iniziasse qualcosa, o magari che qualcosa proprio in questo momento sembra essere all'inizio, in realtà subentra molto rapidamente un senso di malinconia per i tempi andati, per quell'amore che c'era all'inizio. Dunque io penso che sarà possibile comunque, nonostante io credo che Nicola sia orgoglioso, si chiama Nicola, non è che sto sparando, sì, Nicola magari è una persona un po' orgogliosa, no? Però
crede nella casa, nella famiglia. Dunque secondo me, a parte qualche momento dove dubiterà o dove dubiterete vicendevolmente della vostra realtà e fedeltà, ti ho detto che comunque l'esito è positivo. Te l'ha detto anche il Marietto col pensiero. Dunque io spero veramente di sentire che è andata come ti abbiamo previsto. Sì, no, senza tranquilla che va bene alla fine. Sì, speriamo di sì. Andiamo avanti, andiamo a rispondere a Marisa. Vorrei sapere se Egidio, 24 luglio 67, vincerà la causa legale indetta da Maurizio, 18 settembre 59. Vediamo subito. Allora, Egidio, se vince contro Maurizio. Vince la causa legale. Ma detta così a bruciapelo sembra un sì. Anzi, è anche tirato, sento il pendolino che tira. Che tira, va bene. Speriamo allora, vediamo un po'. Vediamo. Cosa dicono le sibille. Allora, è un taglio abbastanza favorevole. Intanto quando compare la casa, che può proprio riferirsi a delle strutture ricettive, no? Può essere la vera e propria casa, può essere un albergo, può essere un ospedale, può essere un tribunale. Dunque c'è anche Donna Maritata, che comunque è una carta positiva di una figura, al di là del fatto che sia scritto perfida gelosa, che non è così, almeno al contrario, se le leggessimo al contrario, ma in questo caso parla di una persona che tenderà o riuscirà a mantenere in equilibrio le cose, dunque a mantenerle favorevolmente. Mi sembra già un indizio positivo il taglio. Andiamo a vedere cos'altro dicono. Allora, che io ancora non vedo l'esito, a quanto pare. Non mi sembra che in questa stesa ci sia già, evidentemente si tira ancora un po' alla lunga la cosa. Con blocchi, mica blocchi, falsità, sì, detto, non detto. Dunque io in questo momento ancora non ti posso dire un esito definitivo con le sibille, ti posso però dire che c'è sicuramente c'è stata un'intenzione quando è stata inviata la lettera, l'intenzione proprio di creare disturbo. Dunque se è possibile indicare con questa linea l'avvio di questa causa, allora è stata pensata proprio la cosa, intenzionale, proprio voluta. Ad ogni modo vi siete dovuti rivolgere, vedi qua, riunione dottore, dunque vi siete dovuti rivolgere a un avvocato, qualcuno che vi difendesse. Allora, l'insidia è di natura economica e in qualche modo ancora adesso vengono avanzate delle pretese, sì, delle cose che non in realtà nascondono intanto c'è sicuramente competizione fra fratelli, dico fratelli perché io so chi è questo Maurizio. Io no, non lo sapevo. Sì, io più o meno ricordo qualcosa. Dunque c'è qualche offerta, c'è qualche tentativo di rilancio, ma in fondo ciascuno è fermo sulla propria posizione. In ogni caso, nel prossimo periodo l'avvocato darà delle buone notizie, ma la faccenda si blocca per un po'. Si blocca in attesa, vedi, in attesa di giudizio. Sei speranzosa e poi ci sono dette, non dette. Però ci sono delle cose, attenzione, perché magari cercheranno di dire delle cose non vere. Attenzione. Come esito, mi sembra che attenzione, perché potrebbero agitarsi gli animi neanche tanto di loro due, più di chi è intorno, le consorti, le mogli, sì. Sì, comunque
è possibile anche che proprio loro possano trovare un punto di incontro, se ne parlano. Sì. Comunque non vedo ancora, non ho visto un esito ancora nelle Sibille, il che significa che ci vorrà ancora l'esito, ma guarda cosa vedo io. Sono quasi le 10, sì. Cari amici, è arrivato l'ora perché dopo dobbiamo fare... Allora, ricordo alle persone a cui abbiamo risposto stasera, nella prossima occasione, di lasciare spazio ai nuovi, a persone che non hanno ancora ottenuto una risposta. Dunque... Oppure potete venire da me domani mattina. Esatto, se domani mattina non siete al lavoro, non riuscite... il bollito l'avete già fatto, no? Non riuscite a seguire... La spizzatina l'avete già fatta, quelle cose lì. Potrete collegarvi sul canale del Marietto Veneziano, il canale YouTube, e riceverete delle risposte del Marietto che lui dedicherà. Io ve l'ho detto, provo tutte le carte negative così almeno qualche positivo. Ecco, tutti sì domani. Va bene, pensate bene alla domanda che sia formulata per un sì, perché ha già detto. Ho già detto che tolgo tutto. Allora, bene, io direi, finiamo di salutare le persone che ci hanno raggiunto anche dopo. Bene, ci dispiace appunto, io tornerò personalmente venerdì sera, sempre per le risposte alle Sibille. Mercoledì sera ci siamo nel canale Marietto Veneziano, abbiamo come ospite di eccezione il Degalla. Che novità, eh? Io ospito lui ospita me. Esatto. Pane e burro e pane. Va bene. Un po' di lardo, io porto il lardo. Tu porti il burro. Va bene. Okay, buona serata a tutti, buon proseguimento e come abbiamo detto domani mattina con lui, mercoledì sempre con lui sul suo canale YouTube, ma ci sarò anche io. Salve a tutti. Buonanotte a tutti.